E come spazio e rubriche settimanali di Gnovis dal Monte. Virzin che sta appuntamento con Gnovis dal Monte di Bruxelles, dove il locale Fogolar Furlan ha viuduto il rinnovamento dal Consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Daniele Moruzzi, che al succede a Franco Biscontin. Insieme a lui la vicepresidente Elene Del Turco, Isabella Lenarduzzi, Raffaella Viviani, Marco Città, Marco Fantini e gli stessi Biscontin. E a presentarsi a Fevelano le sue future attività dal Fogolar a lei le stesse new presidente Moruzzi. Mandi, sono Daniele Moruzzi, originario di Maniago in provincia di Pordenone, cittadine famose in tutto il mondo per la produzione dei curtis di cucine e sportives. Sono stato eletto presidente del Fogolar Furlan di Bruxelles durante l'ultima assemblea del mese di febbraio di quest'anno. I voi metti tutti i miei impegni, udati dalle persone del direttivo del Fogolar, per dare continuità a questa associazione nata qui a Bruxelles nel 1974 da un'iniziativa di Giovins Furlans, in cui era anche presente Domenico Lenarduzzi, fondatore del programma Erasmus, in cui i studenti universitari possono studiare a Torpalmons per alcuni mesi. E voi promuovi i valori socioculturali del Friuli a tutti i Furlans di Bruxelles e i simpatizzanti di Friuli e chi attorno. E voi salutate tutti i telespettatori di Telefriuli e tutti i Fogolars Furlans a Torpalmont. Continuate a diffondere i valori e le tradizioni del Friuli ai giovani. Mandi e fuarci Friuli. Di Bruxelles si muove in Friuli, dove le settimane furlane e filologiche ha ospitato l'incontri che il Puinte calunissi Furlans, i 70 anni di Friuli in tal monte, gli disfidis dal turismo des Ledris. Un'anticipazione delle celebrazioni dal 70° anniversario dell'Ente Friuli in tal monte. All'incontri ha partecipato Carla Rossi, già presidente del Fogolar Furlan di Esqueli, il presidente onorario dal Fogolar di Caracas Enzo Gandin, Danilo Vezio e Gabriele Piemonte, presidenti in maniere rispettive dai Fogolar di Lyon e Mosche, e Cristine Lambiase, già presidente di Kel di Pechino. A sclarissi il valore di questo appuntamento il presidente dall'Ente Friuli in tal monte, Loris Basso. Ma sinché fossi ospite di filologiche per queste settimane da cultura firlane commenta Friuli del Mondo. Federico. È un momento importante perché abbiamo riguardato l'edizione tessitori che è stato presidente prima dall'Ente Friuli, dopo dalla società filologiche, un momento importante di condivisione e di promozione dall'identità furlana in nome Kenti ma anche Palmonte. Ma l'iniziativa nostra è un punto che unisce tendonge l'Iradis nel Friuli del Mondo 70 anni, che sono usgnoti insieme a noi dal presidente del Fogolar di Lione, di Mosche, di Caracas. Io disi da Patagonia, perché io era presente tutti i Fogolars che sono io in Argentina, e dal già presidente del Fogolar Furlan di Pechino, per presentarci un grandissimo progetto che è il turismo da Radris, e la Cristina Lambiase, per conto del Ministero degli Esteri, ci ha aiutato a partecipare a questo importante progetto per fare in modo che i Furlans, i giovani, e potete venire a ricercare i Radris in quel che è un turismo del ritorno, quindi portare anche economie da questa regione, che è il messaggio che vi vuoi dare con queste iniziative. E anche per usgnot alle dut, gnovis al torne lunis, sempre a nuf, mancul vinci. Quindi sarà da duce mandi.